quella di cercare l'albero giusto. Questi si chiamano Pinocchio Picchio, che è facile intuire perché Pinocchio che cerca le sue origini, l'albero, no? Il legno, il tronco, è indeciso su quale tronco fermarsi, poi decido io chiaramente. Inizialmente li avevo messi tutti raggruppati, però mi dava troppo l'idea di esposizione, non andava bene. Il pubblico, la gente, chi passeggia deve trovarli. Ed ero anche indeciso su che materiale usare, poi ho optato per il legno, anche se è un po' più così, più provvisorio diciamo, però l'idea che si decomponga nel terreno e poi venga riassorbito dall'albero può essere anche interessante. Questi sono legni di cantiere abbastanza economici ma resistentissimi, quelli che si usano per le casseformi. E mi piaceva anche, infatti non ho toccato niente, l'ho soltanto fatti ritagliare, poi io li ho curati un po', ho messo delle macchie rosse per crearli, per dargli una personalità a ognuno, che poi già ce l'hanno, perché in fondo le venature sono impronte digitali, i nodi sono i nei, quindi ogni Pinocchio ha una sua peculiarità. Questa deriva in qualche modo da una mostra che ho fatto qualche anno fa, in cui esponevo dei lavori su carta, che invece di illustrare il racconto di Collodi, introducevo dei personali intrusi, un po' come quel gioco della settimana di mistica Cerca l'intruso, per cui gli spettatori dovevano cercare, oltre alle vicende usuali di Pinocchio, delle vicissitudini diverse, per esempio Pinocchio che incontra la signora in nero, Pinocchio saltafossi, Pinocchio contorsionista, e questo Pinocchio Picchio è l'ultimo nato, è l'unico che ha fatto il passaggio dalla carta al legno.